Stamattina mi sono scedato con uno pensiero. Voglio capire perché i meglio compagni mia napoletana mi schifano solo perché faccio il tifo per la Juventus. Anzi, come la chiamano loro, a Rubentus. Forse l'unica che mi può aiutare a capire è papà. Sì, ma va con magazzino. Scusa che voglio dare una mano. Esca a fine con la discussione. Uè, buongiorno papà, come andiamo? Tutto a posto? Uè, voglio. E tu che ci fai a questa parte? Ma che è successo qualche cosa? Niente papà, ti già venuto a dare una mano. Mi è venuto a dare una mano? E quando mai? Azza una mano! Tu fai più guai carino, lascia stare, voglio subire papà. No, la verità papà, deve parlare, deve ricevere una cosa. Ma che è successo? Hai fatto qualche guai? E mi sei incinta a qualche guaglione? Ma quando mai papà? Ma tu pensi sempre a cose malamente. E allora che è successo? Ti hai appiccicato con qualcuno, dice la verità. O sei sciuto che Mario Giro gli hai fatto qualche guai? Ma quando mai papà? Che le compagne mi sono tutto buono guaglione, tu lo sai. Però hanno pochi tempo nascimmo nemmeno assieme. E perché? Non ci capite, fosse tu malamente a papà. No papà, è che io sono tifoso della Juventus, loro fanno tutto quanto tifo per Napoli, capito? E allora ce l'hanno con me. E vabbè a papà, per quanto riguarda questo argomento qua, hanno ragione i compagni tuoi. Ma no, a livello di schifare, perché voi avete cresciuto insieme, a piccerilla. E appunto per questo, papà, voglio dire, capito? Lui ci mi compagno, cresciuto alla piccerina. Per mezzo che sono tifoso della Juventus, come la chiamano loro? A Rubentus, voglio. A Rubentus, papà. E insomma, praticamente mi schifano, non può nascere con me. Ma perché? Non ci capito, papà? Ma la Juventus non è una squadra come malata. Voglio, stammi a sentire, papà. C'è sta una verità che riguarda Napoli. Che a scuola non t'ha imparata. Questa città che tu muovi, i boti tristi e i boti all'era, poverella e abbandonata come una cazzuttella, noi giorni risplendente, ricca, pieni gente all'era. Arrivarono i piemontesi a cerettano femmine, creature, vecchie e gente devota a Dio. S'arrubarono tutte cose e Napoli diventò l'Italia. Da loro popolo che sape sta verità, schifo come la morte chi facette st'infamità. Oh, vero, papà? E chi fu che facette sti schifezze? Giuseppe Garibaldi, Mazzini, Cavour e tantati fatiente piemontese. Azza Garibaldi, papà! Ma chi è l'eroe dei due mondi? Ma quale eroe a papà? Che la mezzarecchia erano banditi e non mi niente. Hai capito, mo? Papà, ma che c'entra la Juventus? C'entra, papà. La Juventus non è una città, un popolo, ma una fabbrica piemontese. Mo la chiamano azienda. La Fiat, fabbrica italiana automobili Torino. Tutto costruito con sangue meridionale. E ancora oggi, rindo pallone, chist usano gli stessi modi e quando ci arrubano la prepotenza e la corruzione. Hai capito, papà? Però su cose successe tanti anni fa, ma stiamo ora in mille. Forse hai ragione, ma chi ha subito certo male non si scorda, io passo da padre a figlia, i figli alla di figlia. Se qualcuno m'acceresse e tu campassi 1000 anni, ti scordassi chi m'accise. E allora cercherei di capirti, compagni tuoi, un napolitano cattivo paiuva è libero lo fa.
ma non si può supportare. Wow, papà, ti già dice la verità. Stamattina mi sono scedato con questo pensiero. Io sapevo che solo tu mi potevi aiutare. Grazie, papà. Mo me ne vado e ti faccio faticare. Sì, voglio, mo tengo che fa, papà. E tu a dove vai, te? Papà, va che te compagna mia e le va a dire che a Napoli è la vita mia e che da oggi dentro cuore mio ci sta solo Napoli, soltanto Napoli, papà. Non c'è sta niente da fare. Solo istrusa a Napoli, troppo che hanno saputo la verità, continuano a non si innamorare Napoli. Da oggi io difenderò questa città e la sua squadra. Napoli è Napoli, come si fosse mamma. Guai a chi mi tocca, mi magna. Forza Napoli!